Buonasera, grazie per essere venuti a quest'ultimo appuntamento dei 4 incontri, 2 di filosofia della musica e 2 di arti e neuroscienze che abbiamo organizzato in Ateneo. Ringrazio sempre moltissimo l'Ateneo Veneto, ringrazio l'Archivio Cini che sostiene questa iniziativa e ringrazio tutti voi per essere presenti. Questa sera abbiamo 2 ospiti illustri, 2 docenti di estetica, il professor Farina che è docente allo UAV di Venezia e il professor Garelli che è docente all'Università di Firenze e ci parleranno del rapporto tra arte, sogno e diciamo questa dimensione onirica, questa ricreazione della realtà che avviene attraverso il sogno, come l'arte e il sogno abbiano una fondamentale analogia tra loro nel rapporto tra la mente e la realtà. Dopo questa breve introduzione, questa conferenza, ci sarà un recital violoncellistico di uno dei giovani talenti più brillanti che abbiamo non solo qui a Venezia ma in Italia, che è Pietro Silvestri, e lo ringrazio molto di essere qui con noi. Vedete il suo curriculum, non lo ripeto, ma leggetelo perché è veramente impressionante, è giovanissimo ma già sta girando il mondo e portando con onore il nome di Venezia in tutte le città in cui suona. Grazie ancora, buon ascolto. Bene, allora buonasera, grazie innanzitutto per questo invito, per questa presentazione. Io devo dire che sono un po' imbarazzato, a volte ho chiesto anche all'amico Mario, con il quale abbiamo condiviso la preparazione di questo incontro, un po' il significato della mia presenza qui, no? E credo che il significato sia connesso fondamentalmente al fatto che un paio d'anni fa ho pubblicato un libro che è dedicato a una storia un po' strana, cioè, riassunto in termini molto semplici, il più semplici possibili, è dedicato al rapporto che la storia della filosofia, e in particolare una parte di questa storia, no? La storia della filosofia moderna, ha riservato all'interpretazione che questa ampia parte della storia del nostro pensiero filosofico ha riservato al tema del sogno, la funzione del sogno nella storia della filosofia. Il libro è uscito nel 2021 e quando lo scrissi devo dire che la mia prima esperienza fu un'esperienza curiosa, no? Perché curiosa? Perché intanto, come sempre capita quando si fanno esperienze di questo tipo, si imparano tante cose, no? Tante cose che magari eccedono anche un po' il progetto che avevamo all'inizio, nel momento in cui ci siamo messi a scrivere qualcosa del genere o a studiare un tema del genere così complicato, così anche indefinibile per certi aspetti. E una delle cose più curiose che mi capitò di scoprire proprio affrontando il tema del rapporto fra la filosofia e il sogno fu quella che incontrai quando lessi un testo, ritornai meglio su un testo che avevo letto quando ero molto giovane ma che mi capitò di affrontare nuovamente, un testo di un antropologo inglese. Il testo è del 1951, il nome dell'antropologo è Eric Dodds e il titolo di questo libro forse a qualcuna o qualcuno di voi è noto. Dodds era stato anche un grande studioso della cultura classica, della cultura antica. Il titolo di questo libro è I Greci e l'irrazionale. Si tratta di una raccolta di saggi molto, molto importante, in uno dei quali Dodds affronta, fra le altre cose, fra le tante esperienze che affronta nel cercare di mettere a punto la relazione fra la cultura greca classica e il tema dell'alogon, appunto di ciò che non è perfettamente riconducibile alla ragione, al logos. In uno di questi saggi Dodds affronta proprio il tema del sogno. E mi ricordo che rimasi molto colpito da un'affermazione di Dodds che trovai estremamente interessante, anche perché poi trovai in qualche modo verificata attraverso altri autori, magari mi capiterà di fare cenno rapidamente nel resto di questa chiacchierata. E l'affermazione di Dodds suonava più o meno in questo modo. Noi moderni siamo soliti immaginare il mondo onirico o pensare al mondo onirico come una sorta di surrogato, di eidolon, no? Rispetto al mondo reale.
Il mondo onirico è qualche cosa che rappresenta un'immagine, ma un'immagine falsa, di ciò che invece nella vita reale e concreta si presenta in tutta la propria evidenza, no? In tutta la propria concretezza, per l'appunto, in tutta la propria durissima realtà, per certi aspetti. Bene, i greci per lo più avevano, secondo Dodds, dell'esperienza del sogno una concezione assai diversa, una concezione molto diversa. Per loro eidolon, immagine, significava qualche cosa di diverso, non significava brutta copia, non significava affatto mondo falso contrapposto alla verità invece di quello che sembrerebbe essere il cosiddetto mondo reale. Secondo Dodds, per i greci il mondo onirico era un mondo altrettanto vero, anche se dotato di leggi proprie e non leggi riconducibili naturalmente a quelle della realtà che ci circonda, nelle quali l'individuo poteva fare esperienze altrettanto significative quanto quelle che si fanno nel mondo reale. Dodds è un antropologo, no? Quindi che cosa ha in mente quando dice una cosa che alle nostre orecchie o ai nostri occhi suona così strana? Ma vuole dire che, per esempio, nel mondo onirico dei greci l'essere umano poteva, per esempio, fare l'esperienza di incontrare chi non c'era più, i morti. Oppure poteva fare l'esperienza di incontrare una verità che veniva nel mondo della veglia riservata normalmente soltanto ad alcune categorie di persone particolarmente dotate, no? Per esempio gli sciamani, e cioè l'esperienza dell'incontro con il divino. È interessante questa posizione di Dodds, al di là del fatto che per noi suoni per l'appunto un po' strana rispetto alla nostra sensibilità, che ormai sembra distante anni luce rispetto a questo modo di vedere. È interessante questa posizione di Dodds perché sembra conferire al sogno non già, ripeto, il valore di un mondo secondario, falso rispetto al mondo reale, ma quasi come se conferisse invece al sogno il ruolo di uno spazio di ulteriore apertura per l'esperienza umana. Uno spazio dotato di una propria verità, che certamente non è la verità di cui facciamo esperienza nel mondo della veglia, no? Eraclito, il grande filosofo presocratico, distingueva fra la sapienza dei dormienti e la sapienza dei veggenti. Ma tuttavia un'esperienza non del tutto priva di un accesso, per quanto peculiare, per quanto diverso, al mondo della verità. Perché vi racconto tutto questo? Vi racconto questo perché poi, sempre affrontando così la ricostruzione storica del tema del sogno e del modo in cui il pensiero ha affrontato questo enigma, l'ha affrontato filosoficamente, ha cercato di dare delle risposte filosofiche su questo interrogativo, mi sono imbattuto soprattutto con l'esperienza del pensiero moderno. E allora, qui sì che devo fare una data, abbiate pazienza, arretriamo di 310 anni rispetto alla pubblicazione del libro di Dodds, siamo al 1641 e il titolo del testo che sto per citarvi è molto famoso almeno per chi si occupa di cose filosofiche. Di che cosa si tratta? Si tratta delle meditazioni sulla filosofia prima di René Descartes, Cartesio. Perché Cartesio è un pensatore decisivo nella storia che sto cercando di raccontarvi? Beh, Cartesio è un pensatore decisivo in questa storia perché Cartesio è il pensatore che istituisce in maniera, direi, radicale il modello del sogno come modello di esperimento scettico per una ragione che cerca, nella autonomia dei propri principi, il fondamento del proprio sapere. Che cosa intende Cartesio con questo? Il sogno è l'esperienza che sembra costituire il modello di maggiore falsificabilità della nostra quotidianità. Il sogno, cioè, è quell'esperienza che noi non siamo mai perfettamente in grado di distinguere dall'esperienza reale. Non dimentichiamo che pochi anni prima che Descartes scrivesse le sue meditazioni metafisiche, nel 1635 un grande drammaturgo spagnolo, Pedro Calderón de la Barca,
aveva rappresentato per la prima volta un dramma straordinariamente affascinante, no? La vita è sueño. E non dimentichiamo nemmeno che ancora qualche decennio prima, sto parlando di 30 anni prima circa, nel 1595, Shakespeare aveva rappresentato per la prima volta quel, come lo possiamo chiamare, dramma, commedia, forse non è propriamente una tragedia, comunque quella rappresentazione che si chiama Sogno di una notte di mezz'estate. Allora, è come se, e pare fra l'altro, scusate se ve lo dico tra parentesi, ma anche per dimostrare che non stiamo raccontando faccende che procedono parallele, no? Ma stiamo parlando di un clima culturale che attraversava l'Europa di quell'epoca. Pare che fra l'altro Cartesio, proprio poco prima di scrivere le sue meditazioni metafisiche, ripeto siamo nel 1641, abbia assistito con grande frutto e con grande stupore anche e sgomento proprio a una rappresentazione del dramma shakespeariano, no? Pare che ci siano documenti che testimoniano proprio questo. Allora, è come se Cartesio, nelle meditazioni metafisiche, mettesse per iscritto un dubbio che la ragione moderna viene formulando con l'intento di trovare nel sogno qualcosa come la più radicale sfida, che, affrontando la quale e risolvendo la quale il sapere scientifico, il sapere filosofico, potesse finalmente, e qui uso una parola che è andata di gran moda soprattutto nel dibattito degli anni scorsi, no? Determinata, potete immaginare, dalla pandemia, da tutti i discorsi che si sono fatti a proposito proprio di questo termine così delicato. È come se attraverso il sogno la ragione cercasse, attraverso l'esperimento mentale del sogno, la sfida proposta dal sogno, la ragione cercasse di immunizzarsi. Che cosa voglio dire con questa parola? Voglio dire questo, che l'esperimento di Cartesio è molto interessante, funziona più o meno in questo modo. Signori, siamo di fronte a una svolta, la sfida che abbiamo di fronte a noi è quella per cui la ragione deve diventare completamente autonoma, deve fondare su se stessa, sul proprio pensiero, sull'autonomia del proprio pensiero, tutto il sapere umano. Non possiamo più rifarci ad autorità che sono eccentriche rispetto alla razionalità, abbandonata in qualche modo a se stessa. Il problema è che la razionalità abbandonata in qualche modo a se stessa vive un'esistenza che è continuamente sfidata dalle insidie più delicate, no? Una di queste insidie è, per esempio, l'inaffidabilità dei nostri sensi. Ci sono cose che in certe circostanze ci sembrano dotate di certe caratteristiche e che poco tempo dopo ci sembrano completamente diverse. Ci sono cose che a alcuni di noi sembrano fatte in un certo modo e che ad altri sembrano fatte in un altro modo. Come possiamo pervenire a un fondamento unico, inconcusso, della verità della nostra conoscenza? Capite che il problema alle nostre orecchie, se non siamo filosofi di professione, può sembrare anche un problema un po' ozioso, ma capite altrettanto bene che per la mentalità della razionalità moderna, che ritiene che sia una conoscenza scientifica soltanto quella conoscenza che si basa sui due principi inaggirabili, no? Dell'universalità e della necessità, non si può ammettere qualche cosa come il relativismo della conoscenza. La conoscenza, la razionalità umana deve offrire un modello di conoscenza che sia sempre valido e uguale a se stesso. E allora come la mettiamo? Ecco il senso della sfida cartesiana. Immaginiamo, dice Cartesio, e in questo senso la lezione di Shakespeare e di Calderón de la Barca è estremamente produttiva per lui, immaginiamo che la ragione debba affrontare un paradosso e che questo paradosso sia proprio che non abbiamo nessuna possibilità, almeno in prima battuta, di distinguere il sogno dalla cosiddetta realtà, dal cosiddetto mondo reale. Come facciamo? Questa è la più grande sfida alla quale il nostro pensiero deve sottoporsi, se deve passare attraverso quel procedimento che vorrei definire catartico, no? Cioè purificatore, che permetta al nostro sapere di trovare finalmente un fondamento certo e inconcusso. E allora Cartesio attraversa tutta una serie di gradi in questa vicenda,
in cui, che sono appunto le meditazioni metafisiche, in cui ritiene che progressivamente la ragione, attraverso un percorso molto complesso, no? Che adesso non abbiamo né il tempo né il modo di affrontare, possa intanto prendere sul serio questa sfida, possa accettare il paradosso di una vita che accetta l'ipotesi che non ci sia alcuna differenza possibile fra la veglia e il sogno, e possa infine fare che cosa? Appunto immunizzarsi. Che cosa significa immunizzarsi? Significa trovare dentro di sé, generare dentro di sé quegli anticorpi scientifici, quegli anticorpi epistemici, quegli anticorpi del sapere, che permetteranno alla razionalità moderna di dare nuove fondamenta al nostro sapere. L'esperimento di Cartesio, per chi di voi ha qualche dimestichezza con la storia del pensiero moderno, non dico nulla di particolarmente nuovo, l'esperimento di Cartesio diventa per la storia del pensiero moderno una vera e propria ossessione. Potremmo dire che l'ultimo frutto di questa ossessione è costituito, nella storia del pensiero, dalle posizioni del cosiddetto idealismo, cioè dalle posizioni di quella filosofia che ritiene che, banalizzo molto, semplifico molto, Mario è un grande esperto della storia dell'idealismo classico, quindi forse mi tirerà le orecchie e dirà che non sono stato abbastanza preciso, no? Però si tratta fondamentalmente di una posizione filosofica secondo la quale lo statuto ontologico, la consistenza del mondo reale, altro non è che un prodotto dell'immaginazione soggettiva. È una sfida apparentemente assurda, ma che attraverso, nel corso del pensiero moderno, i pensieri degli empiristi inglesi, che incontra uno dei propri momenti più significativi in Kant, no? Kant era un filosofo ossessionato dall'idea che ciò che appare a noi abbia una consistenza soltanto fenomenica, alla quale però, cioè soltanto apparente, alla quale però deve corrispondere qualcosa di reale, e che alla fine giunge sostanzialmente ai filosofi della grande tradizione dell'idealismo classico tedesco, per i quali, per una lettura almeno possibile dei quali, addirittura la realtà altro non sarebbe che un prodotto dell'io, un prodotto dell'immaginazione dell'io. Sto per passare la palla al mio collega che butterà il discorso in una chiave forse più storico-estetica e ci permetterà anche di capire alcune conseguenze paradossali di questo stato di cose, no? Volevo però, per spalancargli un po' la strada, citare un autore in particolare, e forse più che un autore, un pittore, anche se è pure teorico per certi aspetti, che si chiama Goya, Francisco Goya. Gli anni sono quelli che vanno dalla metà degli anni 90 del Settecento fino al 97-98 circa, e le tavole a cui mi riferisco sono i cosiddetti capriccios, i capricci. Cioè una di queste tavole soprattutto che è famosissima e che credo che sia ben presente a molti di noi, no? A molte di noi. Questa tavola si intitola Il sogno della ragione genera mostri. Interessante una ambiguità presente in questo titolo, no? Un'ambiguità determinata soprattutto dall'ambiguità semantica che la parola sogno ha in spagnolo. In realtà la parola sogno, sueño, in spagnolo non significa soltanto sogno, significa insieme sogno e sonno. Se voi pensate a un'ambiguità di questo tipo, capite anche che un titolo come El sueño de la razón, il sogno della ragione genera mostri, può significare due cose molto diverse fra loro. Perché da un certo punto di vista, se traduciamo sueño con sonno, allora l'interpretazione di questa tavola e anche del messaggio che Goya vuol dare intitolandola in questo modo è abbastanza facile, no? Tutto sommato potremmo definirla un'interpretazione in nome della luce, illuministica. Quando la ragione dorme, ecco che si generano i mostri.
come se il generarsi di immagini mostruose, il generarsi anche e il prodursi stesso delle mostruosità che attraversano il nostro mondo reale fosse determinato semplicemente dal fatto che la ragione non è vigile. Ma se noi traducessimo, cosa che non è affatto illegittima dal punto di vista testuale, questa parolina sueño con il termine sogno, ecco che le cose cambiano molto. Perché se è il sogno della ragione a generare mostri, ecco che siamo vicini, ripeto, 1795-96, no? Fichte, che era stato uno dei più importanti esponenti di quella strana corrente che si chiama idealismo classico tedesco e che pensava che tutta la realtà fosse prodotta dall'io, scrive nel 1794. Kant scrive le sue opere fra gli anni 80 e gli anni 90 del Settecento. Insomma, siamo lì. La cultura europea sta discutendo di queste cose in quegli anni. Allora, se la traduzione valida del Sueño della Razón di Goya è il sogno della ragione, ecco che i mostri non sono affatto determinati dalla mancanza di attività della ragione, ma sono semmai proprio il prodotto della ragione stessa. Questo significa che la ragione, i lumi della ragione, quei lumi nei quali il Settecento e lo stesso Kant avevano creduto così tanto, devono essere letti in una maniera che il pensiero successivo avrebbe poi chiamato dialettica. Che cosa voglio dire con questo? Nel 1808 Goya dipinge un altro quadro, Le fucilazioni di Madrid. In queste fucilazioni che cosa rappresenta? Rappresenta i soldati francesi, coloro che avrebbero dovuto portare in Spagna la civiltà e le conquiste della rivoluzione, le fucilazioni con i quali i soldati francesi uccidono i contadini spagnoli. È straordinaria la rappresentazione di questo quadro, perché questa rappresentazione è la rappresentazione di una scena nella quale tutto è buio, tranne due cose. La camicia del condannato a morte, che è bianchissima, candida, e che di lì a poco, però dopo la fucilazione, diventerà rossa come il sangue, e un bel quadrato luminoso, la ragione cartesiana, che sta lì a fianco del plotone di esecuzione, che è esattamente la dimostrazione di come l'eccesso perverso dell'utilizzo della ragione possa determinare la mostruosità. Allora, che cosa voglio dire con questo? E lascio immediatamente la parola al collega. Voglio dire che se la ragione moderna ha costituito il proprio cammino razionale, la propria storia filosofica attraverso un confronto costante con il sogno, che individua nel sogno esattamente quel nemico, quell'alterità di cui bisogna sbarazzarsi per fondare finalmente il sapere, ecco che accanto a questa ragione filosofica la modernità ha saputo conservare però anche un'altra voce, che è la voce degli artisti, e in particolare in questo caso dei grandi poeti, Shakespeare, Calderón de la Barca, ma anche dei grandi artisti figurativi, no? Goya, i quali hanno dimostrato come proprio nel delirio di una razionalità che pensa di potersi immunizzare, liberare una volta per sempre dal sogno, ci sia alligni un gravissimo pericolo. E proprio il pericolo, cioè, di concedere all'umanità di generare quella mostruosità che soltanto un'immagine troppo ingenua della ragione pensa di poter cancellare una volta per sempre. Mario vi saprà dire qualche cosa di altro su questo. Grazie mille Gianluca, è stato un intervento che si sposa, spero bene, con quanto voglio dirvi io in questa seconda parte conclusiva della nostra conferenza. Io vorrei arrivare al sogno nella parte finale del mio intervento, partendo da un problema che riguarda l'opera d'arte, e il sogno diventerà, un po' stranamente, la chiave attraverso cui l'opera d'arte forse, in un modo eccentrico rispetto a quanto si immagina abitualmente, possa dire qualcosa riguardo alla realtà. In che modo l'arte può dire qualcosa riguardo alla realtà ce lo spiega il sogno, vediamo alla fine in che modo. E vorrei cominciare da un'immagine letteraria che viene da un libro
che è pensato come un libro per bambini, ma che poi diventa molto rapidamente qualcosa di più di un libro per bambini, siamo nei primi anni del Novecento, il libro Il mago di Oz. Frank Baum scrive questo libro che ha un successo immediato e pazzesco negli Stati Uniti, al punto che poi scriverà 13 libri di Oz. Noi conosciamo il primo, ci ha fatto il film, però sono libri molto, molto diffusi. Nel Mago di Oz, a un certo punto, piccola Dorothy finalmente si trova di fronte al Mago di Oz. Si era già trovata di fronte al Mago di Oz, ma era un Mago di Oz trasfigurato. Quando si trova davvero davanti al Mago di Oz, cioè quando sposta il velo, questa tendina che riparava il Mago di Oz, scopre che non è una creatura mostruosa, non è una sfera incandescente, ma è un omino, un piccolo omino anziano col testone un po' gobbo. Probabilmente Baum aveva in mente, questo si è detto per inciso, Thomas Edison, che aveva visto all'Esposizione Universale di Chicago nel padiglione dell'elettricità, quando gareggiava con Nikola Tesla per il premio dell'elettricista più importante al mondo. Ecco, Edison, un uomo col testone geniale che sta al centro di un padiglione, diventa poi la figura del Mago di Oz e si accorge che il Mago di Oz è tutta un'illusione, Oz è tutta un'illusione, e toglie gli occhiali verdi e la città non è più una città di smeraldo. E Oz dice: ma cosa importa se la città è davvero o no una città di smeraldo? L'importante è che tutti, indossando gli occhiali, crediamo che sia una città di smeraldo, cioè l'immagine come produttrice di una forma di verità. E uno dei problemi fondamentali dell'arte e dell'immagine come problema filosofico è sempre stato questo, cioè che rapporto intrattiene con la realtà. Platone ne era spaventato, al punto che nella Repubblica decide di bandire l'arte. Mi pare 10° libro della Repubblica, se non vado errando, Platone dice: per questa ragione gli artisti devono essere allontanati dalla città. Perché? Perché mentono, perché illudono, perché creano illusioni. Questa è la funzione che l'immagine può avere rispetto al mondo della verità. Un altro autore che si sofferma sul rapporto verità-opera, immagine-opera, in un certo senso qui stiamo parlando di immagine letteraria e non immagine visiva, Aristotele, il tema del verosimile, cioè l'opera d'arte opera forme di falsificazione rispetto alla realtà. Ma lo stesso Lucrezio, nel De Rerum Natura, quando parla di un'immagine che poi riprenderà Burke e riprenderà Kant per parlare del sublime, dice: bella la nave nei flutti che sta per affondare. Sì, bella se noi non siamo lì in mezzo. Ci sta parlando esattamente dell'immagine come creazione di distanza e creazione di illusione, ma il Rinascimento anche si fonda su questo discorso. Michelangelo dice: l'arte idealizza la natura, l'arte crea una forma di verità che è autonoma rispetto alla verità comunemente pensata. Quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che non è più la verità come adeguazione al mondo, ma una verità costruita in un altro modo. Ora si potrebbe andare avanti per ore a citare esempi di questo genere. Disputa sull'iconoclastia. È esattamente un momento nel quale questo specifico problema diventa talmente urgente da dare vita a massacri, a incriminazioni, da dare vita a effettive distruzioni di immagine. E questa questione dell'immagine come generatrice di falsità è qualcosa che ci portiamo costantemente dietro. Io a lezione cito sempre il terrore di fronte all'intelligenza artificiale.
La paura che abbiamo di fronte alle immagini costruite dall'intelligenza artificiale è una paura atavica di fronte alla capacità luciferina che ha l'immagine di creare mondi. Noi ne siamo spaventati perché in questo momento l'intelligenza artificiale è il nuovo, è la nuova frontiera di questa creazione immaginifica di una realtà che non c'è, e quindi ne siamo spaventati. L'immagine appunto ci fa paura, l'immagine ci fa paura, ma è anche questo lo dimostra un non so neanche se chiamarlo filosofo, oggi si direbbe un studioso di visual studies, questa disciplina di recente conio, che è Georges Didier Huberman. Scrive nel 2006, credo, un libro che si chiama Immagini malgrado tutto. Lo dico in italiano perché il mio francese è terribile, se vuoi dirlo tu sicuramente farai una figura migliore. Immagini malgrado tutto è l'idea che in questa perversione dell'immagine in realtà è nascosta anche la sua immunizzazione, cioè l'immagine è anche il modo attraverso il quale noi possiamo salvare il reale che altrimenti andrebbe disperso. Da cosa parte di Huberman? Parte da una serie di fotografie che dei prigionieri di un campo di concentramento nazista, in questo caso è Auschwitz, delle fotografie che scattano dei prigionieri per testimoniare quello che stava avvenendo. I nazisti erano molto preoccupati da fare sparire ogni testimonianza di quello che accadeva nei campi, e l'immagine invece può salvare il reale, può redimere gli elementi della realtà. L'immagine ha un rapporto peculiare con la realtà, e l'opera d'arte, che è una forma di immagine incredibilmente potenziata. La tradizione a cui mi riferisco io, insomma, citava l'idealismo tedesco Gianluca prima, ma insomma questo mondo sostiene che la caratteristica che ha l'opera d'arte è quella di produrre immagini riuscite. Cosa vuol dire riuscite? Non sono semplici immagini che ritraggono la realtà, ma sono immagini che ritraggono la realtà invogliandoci a far permanere il nostro occhio su di esse. Ecco, l'opera d'arte quindi ha un rapporto che potremmo chiamare potenziato con questo rapporto con la realtà. Benissimo, ci siamo detti questo. E quando parliamo di opera d'arte visiva, noi tendiamo ad avere in mente un gruppo di opere d'arte che più o meno ricadono, lo dico, magari non è così per tutti, però se io penso a cos'è un'opera d'arte visiva, mi viene in mente magari un quadro rinascimentale, un'opera d'arte che fa capo a quel tipo di tradizione. A un certo punto però, che ho preparato qualche immagine, l'arte diventa un'altra cosa, diventa questa. Questa è l'Olympia di Monet, oppure ancora più radicalmente l'arte diventa La ragazza allo specchio, Picasso. Qui siamo di fronte chiaramente a un modo molto diverso di concepire l'immagine, un modo ancora diverso di concepire l'immagine, forse ancora più potente, Pollock. Questa è l'alchimia di Pollock. 3 esempi, li ho messi in ordine cronologico, andiamo dal modernismo, dalle prime forme aurorali di avanguardia pittorica alla piena avanguardia di Picasso, fino alla distruzione materica dell'immagine per come la opera Pollock. Che rapporto c'è qui con la realtà? Abbiamo ancora un rapporto con il reale. Queste forme artistiche si rapportano in qualche misura alla realtà. Io vi propongo
un percorso per arrivare a rispondere a questa domanda che chiama in causa un autore che dal mio punto di vista ha detto cose molto interessanti sul rapporto tra opera e realtà, e in particolare fra questo genere di opere e la realtà, e questo autore è Adorno. Adorno a un certo punto si trova al centro di un dibattito, si trova anzi leggermente dopo a questo dibattito, cioè un dibattito che si domandava cos'è il realismo in arte, cosa vuol dire fare realismo, in che modo l'arte può essere realistica. Noi siamo nella prima metà del Novecento, l'opera d'arte ha smesso di essere mimesi, ha smesso di essere una mimesis di quello che abbiamo davanti, non che non esistano più pitture di paesaggio, non che non esistano più questo genere di figure, anzi le vediamo ritornare con l'iperrealismo oggi. L'iperrealismo è esattamente l'idea di produrre delle immagini artistiche, quindi utilizzando strumenti dell'arte che siano addirittura più reali di una fotografia, più realistici di una fotografia, no? Quindi il problema non è che sparisca questo genere di rappresentazione, però il problema di che rapporto c'è tra un'opera come questa e la realtà diventa pressante. Diventa pressante perché chiaramente questo è un grande punto di domanda. Ci sono modi diversi per rispondere a questa questione. Un grande teorico dell'estetica, oggi caduto un po' in disgrazia come nome, ma che presso gli studiosi resta molto importante, Georgi Lukács. Il realismo è il rispecchiamento dell'esistente. Lui parla di letteratura, questo è il realismo, rispecchiare l'esistente. Dobbiamo scrivere opere come i romanzi della grande borghesia dell'Ottocento. Questo è il realismo. Balzac, il nostro schema deve essere Balzac e l'arte deve essere così. Rispecchiamento delle condizioni reali. Questa è un'ipotesi. Noi ci relazioniamo in questo modo all'opera d'arte. Un altro chiave è il grande avversario di Lukács, sempre stando allo stesso campo politico, Bertolt Brecht. Noi per relazionarci alla realtà dobbiamo spingere le persone a modificare la realtà. L'opera d'arte deve essere impegnata, impegno civile, quindi madre coraggio, quindi l'opera da 3 soldi. Dobbiamo creare gigantesche allegorie della realtà per come la vediamo, spingendo le persone attivamente a intervenire sulla realtà. Sono 2 modi che possiamo avere, diciamo altrettanto validi, per relazionare l'opera d'arte alla realtà. Ecco, Adorno sostiene che ambedue questi modi di relazionarsi alla realtà dell'opera d'arte abbiano qualcosa che non funziona. Abbiano qualcosa che non funziona perché sono o troppo concessivi o troppo teneri con la realtà e soprattutto con il ruolo che l'opera d'arte deve avere rispetto alla realtà. Qual è il problema, secondo lui, di una posizione come quella impegnata di un Brecht o di un Sartre? Stiamo svillendo il ruolo dell'arte, stiamo trattando l'arte come la grande industria tratta la pubblicità. Cioè stiamo rendendo l'arte un'allegoria di concetti. Questo è, non so come dire, è un modo per rendere l'arte, che è una cosa molto alta, ancella di qualcos'altro. Scrivimi un saggio, non mi fare un'opera d'arte se vuoi dirmi che devo intervenire sulla realtà. Scrivimi un saggio, spiegami come mai io devo intervenire sulla realtà e allora io interverrò sulla realtà. Ma utilizzare l'opera d'arte come appunto ancella di un problema politico, secondo Adorno, è non fare più opera d'arte, è fare qualcosa di diverso. D'altro canto, se ci limitiamo a rispecchiare l'esistente, l'esistente non lo stiamo nemmeno criticando, non lo stiamo nemmeno mettendo in causa. E questa è la grande accusa a Lukács. L'accusa a Lukács è: prendi la tua realtà, che è l'Ungheria sovietica, post 1956 come la realtà che bisogna rispecchiare, e allora canti questa gloria
del mondo sovietico senza nemmeno metterlo in crisi. Questi per Adorno sono due modi sbagliati di mettere in relazione arte e realtà. Come entrano in relazione questi due elementi? Come entrano in relazione gli elementi dell'arte e della realtà? Proviamo a riprendere due dei quadri che abbiamo visto. Picasso. Ecco, secondo Adorno questo quadro, Adorno non si riferisce a questo quadro di Picasso, parla di Picasso in generale, ma ho preso questo quadro perché ha tutta una serie di rimandi che ci possono interessare, lo specchio ad esempio, la stessa volto visto allo specchio ma in modo diverso. Questo quadro per Adorno è più realistico di un ritratto che invece restituirebbe i tratti della ragazza in modo fedele. Perché è più realistico? Perché ci sta dicendo Picasso, oggi, nelle attuali condizioni in cui viviamo, gli oggetti si ritraggono, spariscono di fronte ai nostri occhi. Noi non riusciamo a trattenere gli oggetti. E l'unico modo che abbiamo di trattenerli è cercare ossessivamente di ripeterli e cercare ad esempio di vederli in tutti i lati contemporaneamente. Il cubismo che spacchetta la visione è quello che in un certo senso in filosofia andava dicendo Husserl in quegli anni. Facciamo epoché della realtà per come ce l'abbiamo di fronte normalmente e proviamo a vedere la realtà processualmente. Gli oggetti si ritraggono perché viviamo in una realtà che economicamente ci domina e si ritraggono nel senso che gli oggetti sono più potenti di noi e noi non riusciamo a comprenderli. E allora proviamo ossessivamente a ripeterli finché non li ricostruiamo all'interno di un processo di riproduzione artistica dell'oggetto. Prima abbiamo visto Pollock. Una delle osservazioni artistiche secondo me più raffinate di Adorno è su Pollock. Dice, Adorno è un musicologo, lo sa benissimo Letizia, di livello molto alto, Adorno è un grandissimo lettore, Adorno non è molto colto in arte visiva, ma su Pollock dice una cosa interessante. Dice, i quadri di Pollock noi non potremo mai capirli se non avessimo visto le città bombardate durante la Seconda Guerra Mondiale fotografate dall'alto. Cioè Pollock restituisce l'esperienza di Amburgo bombardata, restituisce l'esperienza di Hiroshima distrutta dalla bomba atomica, restituisce quel tipo di esperienza. Noi a questi quadri non potremmo accedere se non avessimo visto quel genere di immagini, non sarebbe una chiave. L'essere umano del 1910 non può capire un quadro del genere perché non ha attraversato la prima guerra mondiale, ma soprattutto la seconda, non ha attraversato quel tipo di visione distruttiva che l'umanità ha rispetto alla realtà. Un reportage ci prepara a questa visione, un reportage sulla guerra, ma questa visione ci dice molto più sulla realtà di quanto non ci dica qualunque reportage, perché ci dice cosa noi abbiamo esperito e soprattutto ci dice che a un certo punto la pittura deve cominciare a riprodurre quel tipo di esperienza. Questo ci dice un quadro come quello di Pollock. In che modo l'arte può fare questa cosa? Qui ci avviciniamo al discorso onirico. Secondo Adorno lo può fare soltanto in un modo, ritraendosi da quella che per noi è una logica, proprio logica intellettuale, una logica ordinaria basata sul principio della somma zero, sul principio dello scambio degli equivalenti, sul principio dell'utile, e rifugiandosi in una forma di logica che sia propria dell'opera d'arte, una logica che si ritragga dalla logica comune e che si costituisca attraverso l'idea della continua produzione di significato. Cioè gli elementi accostati non devono avere come obiettivo la somma zero,
che è il principio di scambio, che è il principio che sta alla base del principio economico, che è il principio per il quale noi quando diamo 1,10 € al barista ci aspettiamo un caffè. Questo è il principio dello scambio. A volte ci sembra che sia un po' troppo costoso, a volte ci sembra che quell'1,30 € che ci chiedono sia eccessivo, però stiamo negoziando all'interno della logica dello scambio. Ecco, secondo Adorno, l'unico modo che ha l'opera d'arte per parlare della realtà e alla realtà è ritrarsi da questo tipo di logica. È impossibile, scrive Adorno, non ricordare la logica onirica, nella quale egualmente la sensazione di quanto è cogentemente conseguente si lega a un momento di casualità. Noi, nella logica onirica, abbiamo contemporaneamente questa doppia sensazione. Da una parte di coerenza e dall'altra parte di scarto, di incoerenza. E in questa frizione il sogno ci dice qualcosa. Il sogno si apre a dirci delle cose. È una logica di ombra, una logica umbratile, è una sorta di regno delle ombre, dice Schiller, la logica dell'opera d'arte, dalla quale però emergono dei frammenti di senso che noi dobbiamo ricostruire. Questo è il tipo di logica che noi incontriamo nell'arte e che secondo Adorno noi incontriamo anche nel sogno. Questo è il tipo di scarto logico. Quando Adorno parla di sogno, non ha in mente il sogno di Cartesio e non ha in mente il sogno della filosofia moderna, ma ha in mente il sogno del fenomeno culturale più rilevante che ne ha parlato pochi anni prima, cioè ha in mente Freud, ha in mente il sogno della psicoanalisi. E nell'interpretazione dei sogni, Freud parla del sogno come di un rebus. Che cos'è un rebus? Un rebus è un gioco di enigmistica, un gioco con cui tutti abbiamo in qualche modo avuto a che fare. Io ricordo che da bambino il rebus non lo capivo, non capivo nemmeno cosa mi chiedesse il rebus. Poi a un certo punto non li so risolvere, però ho cominciato più o meno a avere qualche idea, ma da bambino la settimana enigmistica per me era tutta piuttosto chiara, tranne un gioco che era un rebus, ed era il rebus. Perché? Perché tutti gli elementi sono già lì. Mia mamma non riusciva a spiegarmi questo, ma la risposta è già lì. E io dicevo, dove? Lì. È lì. Perché nel rebus noi abbiamo tutti gli elementi. E la risposta non è qualcosa di ulteriore, è qualcosa che fa, dice Adorno, sparire la domanda. Non c'è più domanda una volta che c'è la risposta. Ecco, la logica onirica è questo tipo di logica, la logica del rebus, una logica che non aggiunge un nuovo elemento, ma fa sparire la domanda. In un altro saggio molto più tardo, la Traumdeutung, è un testo, non dico giovanile, ma iniziale della carriera di Freud, è del 1899, furbescamente datata 1900, perché in realtà è dell'anno precedente, ma Freud tiene molto al fatto che esca come pietra miliare del nuovo secolo. Un saggio tardo, che sono degli anni 30, si chiama Costruzioni nell'analisi, Freud dice il lavoro dell'analista rispetto al sogno è come il lavoro dell'archeologo. Andiamo in cerca di frammenti, raccogliamo frammenti, li proponiamo al paziente finché il paziente di colpo non capisce che non c'è più una domanda da porsi. Questo è anche, secondo Adorno, il ruolo che ha l'arte, l'interpretazione nell'arte. Quando io sto in un sogno camminando di fianco a mia madre, mi giro e di colpo non ha più le sembianze di mia madre, ma ha le sembianze del Papa. Non so se a voi è capitato un sogno del genere, però qualcosa di analogo può essere capitato. Questa cosa nel sogno è qualcosa di perfettamente coerente. Questo è il tipo di logica all'interno del quale ci trascina, secondo Adorno, l'opera d'arte, cioè percepire forme di tensione, di coerenza e di senso in momenti di realtà che di senso
se estratti dal contesto artistico, non ne avrebbero. Quando noi diciamo sembra un'opera d'arte di un paesaggio, solitamente stiamo dicendo questo, cioè sembra sottrarsi almeno per un attimo, per un soffio, alla logica dello scambio, alla logica del senso a somma zero. Dirò una mia esperienza personale, visto che siamo a Venezia. Venezia è una città particolarmente onirica, questo non sono chiaramente io a dirlo, da Luchino Visconti a Ezra Pound, a chiunque ha diagnosticato la dimensione onirica di Venezia. Una veduta di Venezia che per me è particolarmente artistica, nel senso di mi sembra di essere dentro un'opera d'arte quando ci sono, Chiesa di San Simone Piccolo, di fronte alla stazione. Perché? Perché la porta di quella chiesa sembra aprirsi direttamente sull'acqua, in uno spazio nel quale teoricamente una chiesa, nelle mie esperienze comuni, non si apre. È proprio sopra l'acqua quando si arriva dalla stazione di quella chiesa e ha di fronte uno spazio che a me ricorda gli spazi metafisici della pittura italiana dell'avanguardia. Come mai? Non lo so, però io ho una sospensione della credulità in quel momento e mi trasferisco in quella frattura di logicità. Il mondo dell'opera d'arte è quindi, secondo Adorno, un mondo che come il sogno ricostruisce il proprio trauma. Il proprio trauma è la realtà. Il trauma dell'opera d'arte è la realtà, però la ricostruisce attraverso una logica che ne mette in luce, in modo anche benevolo, le fratture. La filosofia mette in luce le fratture della realtà in modo quasi violento, crudele. L'opera d'arte lo fa in modo benevolo. Questo è, diciamo, il momento di speranza di un autore in realtà tendenzialmente poco speranzoso come Adorno. Citando Baudelaire dice è una promessa di bonheur, una promessa di felicità l'opera d'arte. Come mai è una promessa di felicità? Perché ci mostra le fratture della realtà facendoci vedere che forse, non oggi, ma forse potranno in qualche modo essere appianate per il fatto che l'opera d'arte in fondo ci alletta, tanto quanto ci alletta il sogno. Il sogno quando non volge a incubo, ci mostra il nostro trauma e ci mostra anche forse una via per liberarcene. Grazie. Apriamo il dibattito, come si dice. No, mi veniva in mente, se posso dire una cosa per aprire la discussione, la stavo suggerendo adesso a Mario, ma è veramente di passaggio. Noi non ci siamo messi d'accordo, cioè un po' sì, in realtà, però poco. Non ci siamo messi d'accordo, ma è interessante come ci sia una sorta di struttura circolare nelle cose che abbiamo detto, no? Perché in effetti le cose interessantissime che diceva Mario su Adorno sembrano conferire alla dimensione onirica, attraverso quella rappresentazione peculiare che è la rappresentazione artistica, di nuovo una dignità che Dodds riconosceva all'origine della cultura occidentale, no? La dimensione onirica non è un errore rispetto alla presunta verità del reale. La dimensione onirica è uno spazio dentro il quale forse la realtà stessa può apparire sotto un'ottica diversa. E questo è abbastanza interessante proprio se letto in controluce rispetto invece a una tendenza che è quella del razionalismo filosofico, che costituisce un po' la spina dorsale della nostra cultura illuministica, secondo la quale invece appunto il sogno è l'immagine falsa, no? Ma un illuminismo che in realtà non è l'illuminismo storico, è l'illuminismo di cui già parlava Platone nel 10° libro della Repubblica, per cui l'immagine e l'opera d'arte è una copia falsificata del reale, di quel reale che è più reale di qualsiasi altra cosa che è il mondo delle idee, no? Ecco, grazie perché sei in realtà tornato circolarmente proprio su un aspetto che mi sembra la cosa più interessante, il fatto che la dimensione onirica non sia semplicemente una dimensione di falsità. C'è qualche domanda? Sì. Buonasera,
una domanda che volevo fare scusi, non mi ricordo il nome, a Mario Farina. Adorno, lo conosco perché parlava di capitalismo, insomma era un filosofo abbastanza variopinto, io non ho un'estrazione filosofica, ma Adorno raccontava queste cose e mi chiedo, ma se il parallelismo con Freud viene fatto per riuscire a spiegare la frammentazione dell'osservatore diventa realtà per pezzetti, ma lui usa una pratica medica, c'era un metodo, ma l'osservatore come fa a far venire fuori la realtà dall'opera d'arte del rebus? Con che meccanismi? È stato studiato oppure l'ha detto ma me lo sono perso? Cioè il meccanismo di Freud è la pratica medica, ma il meccanismo dell'osservatore qual è? Il meccanismo dell'osservatore, allora, diciamo, distinguerei due livelli. Ce n'è uno che è quello, diciamo, di qualunque osservatore, a cui il filosofo dice: la ragione per cui ti piace l'opera d'arte, anche se non la sai, è questa, perché ritrovi una logica a te familiare. Cioè il grande enigma di come mai noi ci soffermiamo di fronte, poi in fotografia queste cose, tra l'altro questo qua credo sia a Venezia, non vorrei dire una cavolata, ma collezione Peggy Guggenheim potrebbe essere a Venezia, quindi andare a vedere dal vivo sembra una banalità, ma è uno scarto. Come mai noi ci mettiamo qui davanti e stiamo 20 minuti, un quarto d'ora imbambolati a guardare queste righe? Che senso ha questa cosa? Ecco, Adorno dice la ragione è perché lo spettatore entra in una logica che gli è familiare, che noi possiamo spiegare con la logica onirica. C'è un metodo in Freud? Sì, conosco tanta gente che direbbe che quel metodo non c'è, tanta gente che ha studiato medicina che direbbe che quel metodo non c'è, perché Freud, soprattutto nell'interpretazione dei sogni, stava ancora procedendo a tentoni. E la risposta che dà, sparisce la domanda, vuol dire la risoluzione di un trauma non è come nella psicanalisi da macchietta, vuoi sposare tua madre. No, non è una risposta del genere, è un percorso di lento riportare gli oggetti al loro senso, un lento riportarli alla superficie, di modo che non ci sia più la domanda da porre. Peraltro la psicoanalisi, secondo me, da un certo punto di vista, ne parlo non da psicologo, quindi un po' per dare aria ai denti, ha guadagnato dal uscire dallo schema del trauma nervoso, stile ciò di cui parlava effettivamente Freud, cioè le nevrotiche. Lui aveva questo modo, le nevrotiche, no? le isteriche, no? Riferirsi a questo genere di traumi. Ecco, secondo me la psicanalisi ne ha guadagnato nel momento in cui ha cercato di far emergere questo lato anche non nelle nevrotiche, nelle isteriche, come in modo un po' dispregiativo lo chiamava Freud, ma in tutti noi, in tutti i potenziali analizzati. E cosa deve fare l'osservatore? Cosa deve fare in questo caso il critico? Il critico deve ragionare intorno all'opera d'arte finché non smette di porre la domanda. Credo che lo schema l'abbiano isolato, nonostante Adorno non fosse un grande apprezzatore, i teorici del romanticismo. La critica è un completamento dell'opera, cioè è un lavoro incessante intorno all'opera d'arte finché questa non smette di porre questioni. Ecco, un procedere a tentoni, in questo analogo, direi, agli esordi della psicoanalisi. Complimenti, molto interessante, soprattutto nell'imbricatura di tutte le varie fasi. Mi chiedo, per quanto riguarda l'arte moderna, a un certo punto ha ancora senso voler dare una lettura dell'opera? Per esempio, io sono rimasto, come si può dire, un po' abbagliato dalla lettura che questa era un'opera che nasceva dopo i bombardamenti. Io l'ho vista diverse volte e mi sono affacciato con l'idea mi piace o non mi piace, e mi sono fermato lì. E questo mi succede, direi, abbastanza
di frequente di fronte alle ultime opere, a differenza delle opere di prima. Quindi la domanda è, non so, probabilmente è difficile risponderle, ma chi fa queste opere d'arte ha in mente qualcosa da trasmettere o molte volte è solamente una liberazione, come nel sogno? Le direi, non è necessario che Pollock avesse in mente i bombardamenti. Non è per niente necessario. Non è per niente un presupposto. Lo schema, diciamo, di lettura dell'opera d'arte, io mi sono richiamato ad Adorno, potevo richiamarmi a tanti altri semplicemente perché lo conosco meglio, è il fatto che alcune dinamiche culturali, i bombardamenti, che sono una dinamica culturale, purtroppo si depositano nella memoria comune. E sì, magari Pollock ha semplicemente voluto liberare una spinta interna, liberare qualcosa che aveva dentro, che però nel momento in cui si deposita su una tela, Adorno usa la metafora della cristallizzazione, in cui questa sensazione si cristallizza sulla tela e questa tela viene vista e apprezzata, magari c'è una persona che si alza e dice: se non abbiamo visto i bombardamenti questa cosa non la capiamo, e 50 persone dicono è vero e riconoscono che quel tipo di esperienza li ha richiamati, anche se non erano perfettamente consapevoli, a quell'altro tipo di visione. Quindi l'interpretazione, appunto, non ha una correttezza formale, non c'è una risposta formale. C'è il fatto che io ho detto questa cosa, che non dico io, che dice che l'ho recuperata da Adorno, e magari in qualcuno di voi si è risvegliato ecco come mai c'era qualcosa in Pollock che mi attraeva. Credo che comunque smettere di farsi domande sull'opera d'arte si può fare, insomma, ognuno poi gestisce i rapporti con l'arte contemporanea come può, perché non è semplice, non voglio dire che lo sia, però smettere anche di farsi domande forse è un po' una sconfitta di fronte all'opera. Non è necessario farsi domande intelligenti o darsi risposte intelligenti, però il fatto che noi stiamo lì a guardarle qualcosa, insomma, vorrà pur dire. Sì, grazie. No, la domanda in realtà è una domanda molto interessante che richiederebbe una risposta o più risposte molto articolate. Io non ho molto da dire di più di quello che ha detto Mario, aggiungerei semplicemente due chiosette, che però sono due modi per dire quello che di fatto ha già detto lui. Primo, Adorno, che era uno poi con un caratteraccio particolarmente sprezzante, amava dire che non ha senso porre la domanda al cospetto dell'opera d'arte come se si trattasse di una domanda circa il piacere o il dispiacere che questa suscita in noi, no? Anzi, essendo piuttosto sprezzante, diceva che questo è un modo gastronomico di concepire la domanda estetica. Ovviamente Adorno, dicendo questo, secondo me dimentica tante cose. Dimentica, per esempio, che già il cosiddetto grande fondatore dell'estetica moderna, cioè quel signore che mi è capitato di citare prima e che ha citato lo stesso Mario, se non ricordo male, cioè Kant, andava distinguendo in maniera radicale fra il piacere del bello e il piacere del piacevole. Cioè, quando nasce qualche cosa come un'interrogazione filosofica moderna intorno all'opera d'arte, coloro che si mettono a domandare, a porre questo genere di domande non sono così ingenui da pensare che il piacere che suscita in noi un quadro come quello di Pollock sia il piacere che può suscitare, per esempio, leccare un gelato al pistacchio, no? Sono modi di porre le domande. Però per Adorno, che tutto sommato aveva un modo a volte un po' sbrigativo di liquidare tutto ciò che non era riconducibile al proprio modo di interrogare le cose, c'è una profonda affinità fra il piacere gastronomico, così lo chiama in una maniera, ripeto, un po' sprezzante, e l'idea che noi andiamo a cercare qualcosa come un conforto estetico dentro l'opera d'arte. L'altra cosa che mi verrebbe da dire è che forse, e la sua domanda molto bene fa emergere questa questione, secondo me, forse dobbiamo smetterla di ritenere che, per esempio, il produttore, l'artista, colui che ha concretamente fatto l'opera d'arte, sia il migliore interprete di se stesso, no? Non sto dicendo nulla di particolarmente originale, sto dicendo semplicemente qualche cosa che costituisce il dark side, il lato oscuro di quello che ha detto Mario Farina.
Certamente l'intenzione autoriale o autorale è un elemento che per noi è fondamentale per capire, per esempio per collocare storicamente un prodotto artistico e non solo artistico, no? Anche un prodotto filosofico, ma siamo davvero sicuri che per esempio ciò che è il significato di un'opera d'arte, di un prodotto culturale in generale, non sia anche per esempio l'insieme delle interpretazioni, giuste o sbagliate che siano, attraverso le quali questo giunge a noi, questo prodotto giunge a noi? Un grande filosofo contemporaneo, Gadamer, no? Hans-Georg Gadamer, tedesco, morto nel 2003 se non ricordo male, andava sostenendo proprio questo: non esiste una verità della cosa, del prodotto culturale, che non sia anche la verità in qualche modo della storia dei suoi effetti, cioè che non sia anche la verità o falsità, ma comunque la portata storica di tutti i pregiudizi, giusti o sbagliati che siano, attraverso i quali noi arriviamo a questo grande problema, che è cercare di compiere l'operazione ermeneutica, cioè interpretativa per eccellenza, mettere in relazione ciò che noi siamo, il nostro orizzonte, con l'orizzonte di chi ha prodotto l'opera. Sono ovviamente questioni che sono destinate a rimanere aperte, ma che mettono certamente in dubbio l'idea che si tratti semplicemente di concepire la relazione con un'opera d'arte come se si trattasse di porre una domanda tipo: qual è l'interpretazione giusta? Già il vecchio Kant diceva che noi non possediamo un criterio formale del bello o dell'artistico che sia sovrapponibile dall'alto come se fosse un universale, paragonabile in tutto e per tutto al fatto che noi possiamo dire, per esempio, che questo telo che ricopre questo tavolo, questa tovaglia è rossa. Il concetto di bellezza ha a che fare con una serie di mediazioni che non ammettono un riduzionismo di questo genere. C'è ancora qualche domanda? No, volevo parlare perché io sono 45 anni che vivo con un artista, quindi ho fatto veramente fatica a capire che idea di arte avete voi, però riguardo a Pollock, io ricordo molto bene di aver visto qua a Venezia c'è stata un'antologica, cioè con credo 20 quadri di Pollock, con spiegato una sparata di tubetti quotidiana che Pollock faceva sulla tela, e poi alla fine di tutto questo percorso, che erano tutti più o meno uguali, grandi, piccoli, di tutte le misure, c'era un video interessantissimo in cui galleristi e critici d'arte raccontavano che Pollock è stato sostenuto profondamente perché era importante dimostrare che l'arte contemporanea è arrivata a questo punto di grande confusione. Però questo vi assicuro, erano critici e galleristi di tutto il mondo, perché lui poi è diventato famoso, poi per fortuna, dico io, perché a me proprio non piace, e adesso posso immaginare che questa possa somigliare a una città bombardata, però all'antologico questo io di sicuro non è uno dei migliori. E riguardo a Picasso, credo che Jung abbia scritto una delle cose più belle su Picasso, che in fin dei conti è stato il primo a rompere un equilibrio nell'arte, ed è stato anche così fortunato che è stato apprezzato immediatamente ed è diventato ricco subito, cosa che ad altri artisti che hanno fatto, ne abbiamo qua delle cose incredibili, la vita di altri artisti non è stata così facile. E tutti questi Pollock e altri hanno anche costruito un'immagine dell'artista che veramente può alzarsi la mattina e pensare di essere un artista. Non è così, è veramente faticoso. Una volta qua Venezia è famosa perché esistevano le scuole, perché andavano a bottega, perché facevano fatica, perché ci stavano 30 anni su una cosa. Adesso, cioè veramente non so dove stiamo andando, scusate. No, certo, solo per difendere il piccolo Adorno, povero, lui sapeva esattamente cosa volesse dire fare fatica componendo, perché era un compositore. Quindi la fatica della produzione la conosceva bene. Io aggiungerei solo una cosa, che non ho la particolare fortuna di avere frequentazione pluridecennale con artisti, però
condivido una cosa che lei ha detto all'esordio della sua domanda, cioè io fatico terribilmente per esempio a capire che cosa sia il referente di una parola generica come arte. Un libro bellissimo, uscito nel 2001, Larry Scheiner, consiglio Strenna natalizio, si intitola proprio L'invenzione dell'arte. Cioè arte è una famiglia semantica di cose, di esperienze, di elementi storici, di attività che di volta in volta hanno costituito appunto punti di riferimento culturali molto importanti, ma estremamente diverse fra loro. Tanto è vero che al giorno d'oggi una delle teorie filosofiche più, come dire, di successo, non voglio dire che io la condivida, anzi credo che sia una teoria piena di difficoltà dal punto di vista logico-analitico, ma una delle teorie filosofiche più di successo si chiama teoria istituzionale dell'arte. Che cosa dice la teoria istituzionale dell'arte? Quando dobbiamo definire che cos'è un'opera d'arte, quali criteri possiamo adoperare per stabilire ciò che sta dentro e ciò che sta fuori? E la teoria istituzionale dell'arte dà una risposta che, se non ho capito male, ma può darsi che abbia capito male invece la seconda parte del suo intervento, è molto interessante. Arte è tutto ciò che critici, galleristi, autori, artisti, professori chiamano arte, che è un po' come il vecchio Buja Dimboskov, no? Il grande allenatore, diceva: rigore è quando arbitro fischia. Non è tanto una definizione, cioè è una drammatica, se vogliamo, constatazione di una difficoltà di stabilire che cosa stia dentro e che cosa stia fuori una famiglia semantica. Non dico altro perché non saprei dire cose particolarmente intelligenti, però Larry Scheiner lo sa fare. L'invenzione dell'arte 2001 è Einaudi. Bella lettura. Vi ringrazio moltissimo, ringrazio i nostri relatori, ringrazio anche dei vostri interventi e vedo che hanno suscitato molti interrogativi, quindi vuol dire che sono stati produttivi. E lasciamo il campo, invito i relatori a sedersi e chiudere i microfoni gentilmente e ad iniziare il concerto con la musica di Bach, che ci porta davvero nel regno del sogno della meditazione. Come forse voi sapete, i testi di Bach sono, a parte le note, sono... Grazie mille. A parte le note non ci sono molti segni di interpretazione, quindi davvero ogni artista è libero di portarci la sua visione di Bach. Grazie.
Thank you.